Lieto evento improvviso al Poetto di Cagliari. Una 22enne ha partorito questa mattina dentro un albergo, il Nautilus, prima ancora di riuscire ad arrivare al policlinico. E questa storia incredibile dal Poetto merita di essere raccontata fino all'ultimo dettaglio. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola in Forma. Se queste storie di vita ti emozionano come emozionano me, metti un like e iscriviti. Così restiamo vicini anche nei momenti più belli della nostra isola. Tutto è successo al Poetto di Cagliari, quando la giovane mamma brasiliana, residente nel Claritano, con il compagno 23enne sardo, ha iniziato ad avere contrazioni sempre più ravvicinate mentre si trovava nell'albergo. La gravidanza era andata bene, ma la piccola Giulia ha deciso di farsi avanti all'improvviso, proprio mentre la coppia alloggiava vicino al policlinico. A quel punto è arrivata l'ambulanza del 118, ma appena gli operatori hanno visto che la dilatazione era già avanzata, hanno capito subito una cosa: non c'era più tempo per arrivare in ospedale. Ma come hanno fatto a far nascere la bimba in sicurezza lì dentro, al Nautilus? Con sangue freddo e precisione incredibile, gli operatori del 118 hanno assistito la giovane mamma direttamente nella stanza dell'albergo del Poetto di Cagliari, finché la piccola Giulia, di quasi 3 kg, non è venuta alla luce tra emozione e lacrime di gioia. Solo dopo il parto, mamma e bimba sono state trasferite al Policlinico di Monserrato, dove l'ostetrica Claudia Meloni e il ginecologo Costantino Smartsidi hanno completato le ultime procedure. Ora entrambe stanno bene. Una storia che al Poetto di Cagliari oggi profuma solo di vita. Un parto così, in un albergo del Poetto di Cagliari, non capita spesso e ci ricorda quanto il 118 faccia davvero la differenza. E tu che ne pensi di un parto così improvviso? Se vuoi restare aggiornato sulle storie più umane e sorprendenti della Sardegna, continua a seguirmi. Grazie davvero per aver condiviso con me questa storia speciale. Ti mando un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo racconto dell'Isola in Forma.